Si è svolta nella chiesa Immacolata San Francesco di Agrigento la Santa Messa in memoria di Pasquale Di Lorenzo, sovrintendente della Polizia Penitenziaria e vicecomandante dell'allora carcere di San Vito, ucciso dalla mafia il 13 ottobre del 1992. Alla cerimonia, celebrata dal Vescovo Damiano, organizzata dal direttore della Casa Circondariale di Agrigento, hanno preso parte sia agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, rappresentanti delle varie istituzioni locali e numerosi cittadini. In servizio alla Casa Circondariale di Agrigento, il sovrintendente Pasquale Di Lorenzo, comandante del reparto reggente, veniva considerato una persona dotata di forte carattere e non incline a compromessi. L'agguato, la sera del 13 ottobre 1992, Pasquale Di Lorenzo si trovava in contrada Durrueli a Porto Empedocle, in una proprietà dove si dedicava all'addestramento di cani. Verso le ore 11 di sera, Di Lorenzo uscì dall'abitato, chiuse il cancello e si avviò verso la macchina. A questo punto partirono due colpi dal fucile a canne lunghe esplosi da un killer appostato nei pressi del canile. Pasquale Di Lorenzo cadde a terra e un secondo killer lo finì con altri 4 colpi di pistola. L'indomani mattina avvenne la scoperta del corpo senza vita del sovrintendente disteso sulla schiena accanto all'auto. L'omicidio di Lorenzo maturò nell'ambito di una strategia terroristica portata avanti dalla mafia nei confronti della polizia penitenziaria a seguito dell'entrata in vigore allora dell'articolo 41 bis. Di Lorenzo fu scelto come obiettivo simbolo della vendetta mafiosa che prevedeva l'uccisione di un poliziotto penitenziario per ogni carcere della Sicilia. Il movente venne svelato da un collaboratore di giustizia, autoaccusatosi dell'omicidio al processo del 1999 presso la Corte di Assise di Agrigento, che rivelò i nomi dei mandanti e il nome degli esecutori materiali dell'omicidio. Il 16 giugno del 2003 il sovrintendente Pasquale Di Lorenzo è stato insignito della medaglia d'oro al merito civile alla memoria. Sì, io ho avuto l'onore di conoscere il brigadiere Di Lorenzo, il quale dirigeva come facente funzione il corpo di guardia della Casa Circondariale del Reggio. Ne apprezzavo e ne apprezzai le sue capacità dirigenziali, la sua capacità di dare ordine al corpo e di dare ordine anche all'interno della Casa Circondariale. Quando Pasquale Di Lorenzo è stato ucciso, si è scoperto successivamente che le ragioni dell'omicidio stavano nel fatto che Totò Riina aveva dato ordine al fine di ottenere che venisse attenuato il regime del 41 bis dell'ordinamento penitenziario, aveva dato ordine di uccidere un agente della polizia penitenziaria per ogni carcere della Sicilia. Pare che questo ordine poi fu ritirato, però in ritardo, per cui Pasquale Di Lorenzo pagò con la vita la sua fedeltà alle istituzioni. È giusto che oggi si ricordi ancora una volta il suo sacrificio.